Corner, una serata particolare quella di oggi perché siamo a metà tra la partita giocata sabato e in realtà quella che dovrebbe essere la partita delle partite di mercoledì. Ci troviamo esattamente a 48 ore di distanza dalla partita di campionato, a 48 ore dalla partita di Coppa Italia. Ne parleremo stasera, una partita... strada rispetto alla riva più importante, direi. Esattamente, si è fatto già sentire. Buonasera ad Angelo Patanè. Buonasera Angelo. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Già parlava sulla sigla, buonasera. Esattamente. Abbiamo lo stesso maglione, perché io spero di diventare siete nella stessa squadra, con gli occhi azzurri come lui, con tutti i capelli. Buonasera a Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Va bene, fra un po' andiamo da Naomi. Buonasera Naomi. Ma perché volevi venire fra un po'? Vabbè. Perché sentivo rumori, pensavo fosse caduto il microfono. Mi è solo caduto l'orecchino, tranquillo, è nella prassi ormai. Comunque buonasera a tutti gli amici e le amiche. Le ultime 48 ore, un film di Angelo Gagliano. Benissimo. Volevo salutare, se riusciamo a farlo, i cugini. Ecco, li vediamo. Ragazzi, buonasera, ci vediamo fra un po'. Intanto però, per incominciare la serata, facciamo una cosa diversa rispetto al solito, perché solitamente facciamo vedere la partita, il riassunto, come è stata, come non è stata. Insomma, fra poco la vediamo anche, però visto che c'è la riva più importante, penso. Visto che ci accingiamo, no, ad andare verso posto, tu fai vi giuro veramente. Visto che insomma andiamo verso questa partita, allora grazie, anche un'idea devo dire di Angelo Patanè, ogni tanto ha qualche idea che possiamo raccogliere al montaggio contenuta di nei 2 minuti. Angelo Pandolfo. Rivediamo tutti i gol del Catania, il percorso del Catania in Coppa Italia. Oh, tanti ricordi legati a questa canzone, sì. Insomma, quando si faceva la radio, il titolo non è assolutamente casuale. Però non si va a Londra in questo caso, non si va a Londra, però si prende o a Lucca o a Padova, un treno importante, no? Da questo punto. Ti spiego la genesi, sì. Angelo, perché tornavamo da Taranto ovviamente con Angelo Pandolfo e avevamo il morale a pezzi. E ci siamo detti in macchina che probabilmente da qui a dopodomani, che è insomma una giornata così importante, così significativa, che probabilmente bisognerebbe fare come quando i giudici vanno in Camera di Consiglio. Poi tirano fuori i provvedimenti, non è il tempo di emettere sentenze, magari qualche ordinanza sicuramente sì, però è il momento di stare in silenzio, o meglio analizzare, raccontare, ma stavo pensando in silenzio tutta detto la da me. trasmissione praticamente in silenzio, no, non è da te, Patanè. In silenzio, cercando di sdrammatizziamo per una volta, esatto, cercando per una volta di aspettare in maniera fiduciosa gli eventi. Poi dopo analizzeremo, racconteremo, ovvio, oggi racconteremo quello che è successo a Taranto. Però è il momento in cui è l'ultimo treno di questo momento di campionato che il Catania può prendere, un treno così importante che Lucarelli da dicembre, Alessandro smentiscimi se sbaglio, continua a sostenere essere probabilmente il lasciapassare più importante per la svolta. E se c'è davvero un animo di svolta, lasciamo lavorare la dirigenza, domani Grella sarà in conferenza stampa, lasciamo lavorare Lucarelli, facciamo concentrare la squadra, diamo a loro un segnale di estrema fiducia e poi comunque vada, e io mi auguro che vada in maniera assolutamente positiva per il Catania, comunque analizzeremo, comunque tireremo fuori determinati ragionamenti. Non è tempo di sentenze, io penso che sia il momento invece di dare una mano d'aiuto che valga per tutti, vale per noi. Sto cercando di capire se sei tu oppure c'è un'altra persona in questo momento che sta parlando per te. Perché di fronte all'imbarazzo di Taranto-Catania, perché è una partita imbarazzante. Ma non è, allora, non è un problema di Taranto-Catania, è il problema del campionato del Catania. Alessandro. Io sono in disaccordo con Angelo, nel senso che dobbiamo anche prendere atto di 7 mesi di stagione, perché siamo a questo punto, dove
in linea di massima abbiamo avuto sempre gli stessi riscontri e sono scesi in campo più di 30 giocatori, ci sono stati 2 allenatori, 2 staff tecnici. Non è cambiata solo la dirigenza o parzialmente a un certo punto perché è stato allontanato Antonello Raneri e l'espressione di questa squadra è rimasta più o meno immutata in tutto questo lasso di tempo. Quindi, ammesso che il Catania totalmente immutata, direi, non più o meno. ammesso che riesca a superare il turno mercoledì, che ovviamente auspichiamo tutti, è un fatto che può invertire in maniera eclatante questo trend e fare diventare questo passaggio del turno un lasciapassare importante in chiave playoff, oppure anche un eventuale passaggio del turno non farebbe discostare la squadra dal trend che ha mantenuto finora? Cioè, finora abbiamo avuto un'alternanza costante, una partita discreta, una cattiva, una buona, una pessima, e è così dall'inizio del campionato. Cioè, non mi ricordo dei momenti in cui il Catania ha avuto un'impennata con una serie di risultati continui e importanti. Forse nel primo momento del ritorno di Lucarelli, 2 vittorie in campionato, vittorie in Coppa Italia, con Tabiani più o meno, insomma, il rendimento è stato costante in negativo. Quindi il tema è, questo Catania, ammesso che abbia gli argomenti per superare il turno, e sarà difficile, diciamolo subito, perché il Rimini in questo momento Ce lo racconta Carlo, è poi in uno Rimini. stato di forma quasi ideale, quindi lo affrontiamo nel peggior momento possibile, questo Rimini, che è nettamente meglio della squadra che abbiamo visto all'andata. Ecco, che Però sia chiaro. lasciatemi dire, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, l'avvocato difensore di nessuno, però molte volte succedono delle cose inaspettate. Sono d'accordo. Il calcio, Ed è successo il più calcio volte. Sono è d'accordo. imprevedibile. Ed è successo più Io volte questa ho un cosa. Immaginiamoci anche io ho un questo. ricordo, Ok. io ricordo Alessandro del Catania che stava sprofondando, era il Catania che giocava in Serie A. Immaginavamo tutti noi che Izco andava a segnare il gol e la vittoria al Catania a Torino con la Juve, che avrebbe poi cambiato Angelo, la stagione. tutto quello Per che non vuoi. andare molto lontano, qualche settimana fa, quando è arrivato il Pescara, che era in un grandissimo momento di forma, il Catania ha Scusami se ti sciorinato una interrompo, ma è prestazione sempre, si tratta di una singola eccezionale. partita. Là Perdona, ci fu la Angelo. svolta della stagione. Angelo, siamo a 10 Quello che- giornate dalla fine del campionato. Quella che è mancata è stata la svolta di Quella questa svolta stagione. di cui tu parli Arrivò a arrivò dicembre. molto prima, Esatto, arrivò in gennaio, un momento in gennaio. cui la squadra prese la rincorsa e fece un girone di ritorno straordinario. Qui secondo me siamo troppo oltre per poter catalogare la partita di mercoledì come una partita della vita. Può essere la vita in funzione di quello che determina i fini della Certo. posizione in classifica, ma se l'espressione di questa squadra rimane quella che abbiamo visto per 7 mesi, è inutile coltivare illusioni, perché arrivati ai playoff è ovvio che non ci possiamo aspettare nulla di, Sappiamo di però che particolare. diciamo, il calcio non è una materia, non è una scienza esatta da ma questo non c'è- punto di vista. Sono d'accordo con quello che dice Alessandro, che il trend sicuramente è stato un trend negativo, quello del Catania. 12 I fattori sconfitte, sono cioè, no, molteplicici. stiamo scherzando. Secondo Penso me che sia, 12 scusami Carlo, sconfitte. solo per ricordare che forse è uno dei peggiori campionati in termini assoluti, con 12 sconfitte. La stagione di Baldini, che tra l'altro neanche si concluse per, Sì. per i motivi che ben conosciamo, chiaro. fece registrare fino a quel momento 12 12 sconfitte, quindi che il record è negativo. È una situazione che può soltanto sicuramente peggiorare. è una situazione Facciamo negativa, parlare Carlo, ma facciamo parlare Carlo. come ha detto Angelo, non è il momento di fare delle sentenze, ecco, di dare delle sentenze. I conti si faranno alla fine ed è giusto che sia così. In questo momento c'è una possibilità che è veramente importante, quella di passare il turno con il Rimini e possibilmente saltare i primi 2 turni di playoff. Questa squadra avrà il tempo, perché mancano circa 2 mesi all'inizio dei playoff, in 2 mesi avrà il tempo di avere un'identità, di fare entrare in condizione migliore i giocatori più importanti, e ritengo che la partita di mercoledì sia la partita secondo me decisiva, che può dare un senso al finale di stagione del Catania. Io ti rivolto la domanda, scusami. Dal mercato di gennaio a oggi, che siamo a fine febbraio, praticamente domani è marzo, era lecito aspettarsi un progresso generale sia di contenuti che di rendimento da questa squadra, oppure no, Carlo? Era lecito, sì, Perfetto. era lecito sicuramente. E allora perché ma lo non era dobbiamo immaginare ma per non- un eventuale passaggio del turno? Te lo dico io, non era semplice, perché cambiare tanto ha portato sicuramente a della confusione, anche all'interno della testa del tecnico. Non è semplice, ma lui stesso l'ha detto, noi dobbiamo fare in
10 giorni, in 15 giorni, in 20 giorni, quello che gli altri hanno fatto in 6 mesi, preparazione, settembre, ottobre, novembre, non hanno avuto questo tempo sicuramente. Quindi il tempo di far entrare in condizione dei giocatori importanti, Welbeck, Tejo, Sturaro, che sono il cuore di questa squadra a centrocampo, e il tempo di rimettere in una buona condizione Di Carmine, secondo me con questi giocatori al top della condizione il Catania se la può giocare con tutte e dare fastidio a tutti. Però dico, è giusto in ogni caso essere ultra prudenti qualora il Catania passasse il turno e non volare Anche in questo alto, è giusto. perché No, se no rischiamo veramente di romperci l'osso del collo di nuovo. Poi ci deve essere sicuramente una continuità, perché una volta che entra in condizione Sturaro è un giocatore che sicuramente in Serie C può dare tantissimo in termini di leadership, di intensità, di carisma a questa squadra. È accoppiato a uno dei due centrocampisti, Welbeck o Tejo, che è sicuramente Zammarini, che sta entrando di nuovo, è stato fermo tanto tempo, con un sottopunta di ruolo, non mi stancherò mai di dirlo, o peraltro Ndoi, credo che Ndoi sia stato preso per fare il sottopunta, e Di Carmine, il Catania diventa una corazzata secondo me, in condizioni ideali. Allora, io volevo, prima di continuare la nostra discussione... No, perché stavo per... No, un attimo, volevo sentire intanto chi ci ascolta, che ci segue da casa, che Siamo partiti con ringraziamo, le marce alte, che ci segue con grande amore, con passione, con affetto. Grazie davvero per quello che ci testimoniate settimana dopo settimana. Possiamo ma è ringraziare giusto anche per quello che hanno fatto durante l'ultima nostra puntata. Ma non solo per l'ultima, per tutta la stagione. Grazie. Davvero un Fatecelo affetto dire. incredibile. Naomi. Allora, grazie, sì, però noi siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché tanto Angelo Patanè non ha parlato per 8 minuti. Ed è grave, perché di solito lui invece parla per i primi 15 minuti di trasmissione. Tant'è che scrivono: Patanè, esci da questo corpo, ma che gli hanno fatto a quest'uomo? Sembra fosse stato un'anima gentile che addirittura non ha nulla da dire sulla partita. Vabbè, durerà poco, lo sappiamo, prossimo break pubblicitario tornerà in sé. Ciao a tutti, purtroppo devo dire che con Lucarelli di cappotto non bottomo fare birritto. 3 squadre senza avere saputo fare un'anima, scrive Carmelo. Ancora, buonasera, sabato mi sarei aspettato un atteggiamento più grintoso in campo da parte del Catania. Ancora, se non ricordo male, non vorrei sbagliare, il presidente Pelligra, in tempi non sospetti, aveva detto che avrebbe portato il Catania ad alti livelli ed in categorie più importanti. Con questi risultati mi vengono tanti dubbi, dice Angelo, alla buon'ora. Buonasera. Questa sera non riesco a parlare del Catania. Franco Bicicletta, influenzato da Patanè. Però lo stesso Franco Bicicletta, come un Patanè che si rispetti, scrive: ora vado a vedere questa partita con tanto bene per il Catania. Cioè ci va lo stesso, dice: oggi non parlo, però lo seguiamo lo stesso. Sì, ok, è una partita importante contro il Rimini, ma bisogna stare attenti a non essere risucchiati nei play-out. E per il momento ci fermiamo qua. Grazie. Allora, Vuoi sapere quanti spettatori ci saranno domenica? Mercoledì, scusami. O meglio, quanti biglietti sono stati venduti? Quanti biglietti sono stati venduti? 19.242 biglietti, senza considerare il settore ospiti, che ovviamente è riservato ai tifosi di Rimini e non verrà aperto come eventuale Super maxi capienza, super capienza. I tifosi del Catania hanno acquistato in totale 19.242 biglietti. Ma questa è una Pazzesco. testimonianza di grande affetto, anche perché questi biglietti sono stati comprati quasi tutti prima della partita di sabato. Ricordiamo che non vale l'abbonamento per questa partita. Quindi diciamo che è qualcosa di, devo utilizzare, incredibile. Vogliamo dire Angelo, ci dobbiamo fermare, poi dopo facciamo le tue considerazioni. Stai tranquillo. Pubblicità, restate lì, Corne continua. Allora, eccoci di nuovo in studio. Allora, Patanè, fra un po' ti do la parola, prima però vediamo la partita, la dobbiamo vedere. E di quello volevo parlare. E vediamo la partita e dopo praticamente cominciamo a parlare di Taranto, ma senza perdere di vista il Rimini.
montaggio è di Massimo Ceraulo e il testo non ve lo sto a spiegare, però cavalieri nella tempesta, in questa casa siamo nati, in questo mondo siamo stati gettati, e poi continua Bravo il Massimo. testo di questo pezzo. Sì, conoscevo la canzone e conosco anche il contenuto. Allora, Però siccome ho visto che durante... Oggi sono in disaccordo su Allora, tutto. siccome ho visto che siete in Questa storia disaccordo, proprio... vorrei alimentare questo disaccordo, perché abbiamo visto gli highlights, abbiamo visto il montato, il riassunto della partita, e allora io chiedo Però alla tu regia... chiedi di preparare, perché altrimenti poi... Chiedo alla regia di preparare. Bravo, dammi di un assist. preparare quello che è l'episodio chiave su cui si discute, però voglio dire sempre quello, non è che se anche il gol fosse stato in fuorigioco, nulla giustifica il fatto che per la 9ª volta in questo campionato il Catania è andato sotto e non ha saputo recuperare non 2, ma un gol. Ecco, lo prepariamo e poi lo commentiamo. Allora, due questioni importanti. Sì. La premessa che abbiamo fatto vale da qui a mercoledì. Poi dobbiamo raccontare invece una delle partite in termini assoluti peggio preparate dal Catania, perché se nell'idea tattica iniziale può stare un ragionamento ancorato a quello che è stato finora il credo di Cristiano Lucarelli, non altrettanto penso possa essere condivisibile, uno, la scelta di alcuni uomini. Gianmarini, squalificato per la partita di Coppa Italia, non è stato inserito dal primo minuto e soltanto a partita ormai perfettamente canalizzata per quelle che sono stati i progressi del Catania. Dall'altro, con un cambio sistematico di, scusate il gioco di parole, sistemi di gioco, che continuano a rendere ancora più confusionaria una condizione che evidentemente è tale da non garantire né al gruppo, né alla squadra, né a chi guarda la partita, mi riferisco a un pubblico da 19.242. Si aggiungono 170 tifosi ospiti del Rimini che hanno acquistato il biglietto. Ora, capite un po' i termini di percentuali tra Catania e Rimini. Pensiamo per un attimo che questa partita, anziché essere giocata a Catania, si fosse giocata a Rimini, bisognava fare uno stadio nuovo per consentire almeno a 5.000-6.000 persone di andare a Rimini. Questo sta a significare che tutte le volte che si indica e si sottolinea come la pressione di Catania influisca negativamente, vorrei ricordare a chi si azzarda a dire una idiozia del genere che di contro le pressioni sono fatte per chi è in grado di poterle sopportare, e se io ho la fortuna di avere la presidenza, essere l'amministratore, il tecnico, il giocatore di una squadra che tra i dilettanti ha fatto 12.000-13.000 di media, tra i professionisti per una partita di Coppa Italia dopo 12 sconfitte in questo campionato, dopo 9 volte che siamo andati sotto di un gol e non siamo riusciti a rimontare, avere una fiducia incondizionata da 19.242 paganti di mercoledì è un privilegio. Con un tempo previsto, diciamo... No, è un enorme privilegio. Ci sarà pioggia con ogni probabilità. Esatto, ma probabilmente tu che sei più bravo di tutti qua Nel dentro, meteo? dopo che sul meteo, mi dirai che dalle 16 in poi sembra che ci sia prevista anche e anche di questo con Carlo parleremo, perché dobbiamo capire se il campo pesante agevola di più il Catania Rimini. Ma togliamo questo aspetto e lo affrontiamo tra qualche istante. L'aspetto più significativo è una confusione tattica che a distanza di quasi 3 mesi dall'arrivo di Lucarelli è una situazione, 2 mesi abbondanti, quasi 3, da novembre, dall'arrivo di Lucarelli è impensabile che ancora accada che è una squadra che non si riveda in un sistema di gioco che sia quello che eccezionalmente può mutare, ma che passa da una difesa a 3 a una difesa a 4 con giocatori messi a destra poi a sinistra, chi fa il centrocampista diventa difensore, chi fa il difensore, è una confusione che non ci sta neanche tra i dilettanti ed è evidente che c'è una questione di sofferenza. Poi, che il gol del Rimini, del Taranto, avantieri, 3 giorni fa, sia in fuorigioco, Questa è stata la premessa. io ho
una grandissima perplessità, perché reputo che il gol del Rimini non sia, o probabilmente del Taranto, non sia nato in un'azione fuori gioco, o quantomeno in partenza, perché abbiamo le immagini che probabilmente ci dimostrano altro rispetto alla visione che possiamo. Vabbè, adesso vediamo, serenamente le commentiamo, abbiamo bloccato alcuni frame, in ogni caso, ma non è una la direzione giustificazione arbitrale non è una giustificazione, il fallo che riceve il Catania dopo 10 minuti dalla partita non è una giustificazione, il gol, se c'è il fuorigioco, stiamo parlando probabilmente un rigore per un fallo di mani sulla rovesciata di Cianci. Però non abbiamo le immagini su questo episodio, attenzione. L'ho sottolineato più volte durante la telecronaca, però è anche vero che è troppo poco rispetto ad una delle peggiori partite, perché era carica di aspettative, carica di emozioni, carica di positività, eravamo reduci dalla vittoria. Se mi passi il paragone, mi ha ricordato Messina-Catania, cioè come approccio, come garra, come contenuti proprio emozionali delle due squadre, mi ha ricordato Messina-Catania. Avevamo in mezzo al campo un giocatore che ha fatto la Serie A, la Champions League, ma ancora una gamba pesante. Se mi permetti, mi aspetto molto di più da quel Catania visto a Messina. E adesso guardiamoci questa storia. Abbiamo recuperato, lo dico a Naomi, lo dico ai nostri amici telespettatori, in qualche modo abbiamo cercato di recuperare. Vediamo allora queste immagini, ci riferiamo al primo episodio, sono 2 episodi. Siamo all'11° minuto. Qui finalmente la vedo in TV grande, perché no? Sì. Arriva questo pallone contesinare, Calvano, poi arriva De Marchi su una serie di carambole e la butta dentro. Noi dobbiamo capire dov'è De Marchi quando Calvano tocca il pallone per una giocata e lì l'arbitro, il guardalinee, deve memorizzare la posizione di De Marchi prima che poi lui ribadisca. Guarda, abbiamo bloccato e lo rivediamo di nuovo. De Marchi è oltre quando la tocca Calvano, poi magari ci sono delle carambole e quello è un altro discorso. Allora, quando la tocca Calvano, De Marchi è sicuramente in fuorigioco. E là deve essere valutato. Assolutamente, reputo di no. Attenzione, guarda, questo è il momento in cui... No, e questo è il momento in cui invece chi la gioca il difensore del Catania. Se tu vedi bene, se tu vedi nell'incrocio delle gambe il tocco del giocatore del Taranto, vai ad osservare, abbiamo fermato il pallone nell'attimo giusto. No, non può essere. Non può essere. Da questa immagine non la vedi. No, ma questo, il primo tocco è certamente... Allora, qui c'è un giocatore del Taranto che tocca. Angelo dice che qui va misurata la posizione. E qui è già in fuorigioco. Questo sarebbe fuorigioco se non la prende. Secondo Angelo Gagliano, qui non la tocca Quaini, ma la tocca l'altro giocatore del Taranto, invece è coperto da Quaini. Il giocatore del Catania spalle alla palla in questo momento, invece, se osservate, poi la palla continua, va a giocarsi ancora. No, tocca il giocatore del Taranto, tocca il giocatore del Taranto. Quindi, io stamattina per montare questo episodio se la tocca, ce la fa rivedere un attimo. Grazie a Francesco Gigante che ha avuto tanta pazienza in sala montaggio. Allora, se la tocca il giocatore del Taranto è in fuorigioco. Se la tocca Quaini, vedi che già è staccata la palla qui. Non è fuorigioco. La tocca il giocatore del Taranto. Ma io ho la percezione che l'abbia toccato. La possiamo rivedere, guarda, questo è il primo. Poi la palla si ferma di nuovo, l'abbiamo stoppata apposta. Eccolo qui c'è il tocco del Taranto, non Quaini. Quaini è di spalle, non può toccare la palla. Il passaggio lo fa il giocatore del Taranto. Io che penso poi che Quaini ad occhi col sinistro invece. Adesso è impercettibile, proprio è una situazione. Ma anche quando pazza, anche sul primo tocco il giocatore del Taranto è in fuorigioco. Sul primo tocco che sia in fuorigioco non ci sono dubbi. Sì, però voglio dire, non è una scusa. No. Attenzione, lo diciamo chiaro, non è una scusa. A maggior ragione dico non è una scusa. Se la tocca a Quaini con l'interno del sinistro, perché anche il movimento della palla, l'attaccante la gira verso la rete, invece il pallone ritorna con un rinvio quasi retto. No, la tocca il giocatore del Taranto. Ok, se la tocca il difensore del Taranto, se non la tocca... Ma è il movimento, vedi, anche in questa azione che noi vediamo qui, a campo largo, il giocatore del Catania non arriva a toccare la palla perché è già stata toccata. Parliamo di millimetri e quindi l'errore, non è una questione di millimetri, se c'è è un errore impercettibile. Possiamo dire, senza far valere come alibi sulla prestazione, che anche in questo senso il club deve crescere, perché quest'anno episodi contrari dagli arbitraggi ne ce ne sono stati a iosa.
anche il club anche in questo aspetto deve crescere, perché è evidente, non che pretendiamo regali, perché non vogliamo regali, vogliamo arbitri di livello per una squadra importante come il Catania. Io devo dire che il direttore di gara, non me ne voglio... Arbitri intesa la squadra arbitrale, in generale, mi è sembrata inadeguata la direzione di gara, non preparata per una partita di questo genere. Perché? Perché il designatore, qui non c'entra il direttore di gara e non è la prima volta, il designatore di Serie C deve fare delle valutazioni. E allora vieni al mio ragionamento. Quando si mandano degli arbitri ad arbitrare, a dirigere determinate partite, siano donne, siano uomini, non ha importanza, ma devono essere degli arbitri con una comprovata esperienza. Adesso le condizioni ambientali, Angelo, devo dire che non erano assolutamente complicate questa partita. Assolutamente no. Però quello che contava in questa partita era il passato, la storia di questa partita, cosa significava questa partita. Devo dire che in alcune circostanze ci sono state delle trattenute, ci sono state azioni che erano al limite non del regolamento ma forse di altri sport, di arti marziali, che non sono state assolutamente sanzionate. Angelo. E qui dico io, l'esperienza del direttore di gara deve intervenire, perché quando serve un cartellino giallo, il cartellino giallo deve essere dato, come è stato per Sturaro alla prima azione, quando il Catania ha beccato poi 3 partite fa l'espulsione di Sturaro. Servono non però degli arbitri che facciano i protagonisti, ma degli arbitri che applichino il regolamento. Angelo, perdoni, quanti arbitri ha a disposizione Ciampi, il designatore? Ne avrà abbastanza di arbitri. Quali sono i più bravi? Saranno 8, saranno 10? Vanno destinate alle partite più significative. Non capitano mai al Catania questi 8, questi 10, è diamine. E lì questo significa avere peso istituzionale, non pretendere regali, perché non vogliamo regali, vogliamo direzioni di gara giuste. Sabato scorso, sabato calcistico, ieri calcistico, abbiamo avuto un arbitro che aveva arbitrato l'anno scorso il Catania tra i dilettanti, con un curriculum molto ma molto ridotto di presenze in Serie C. Per una partita come Tara, ora non entro nel merito della direzione arbitrale, soprattutto di questo, fuorigioco, che forse di tutti gli episodi è quello meno evidente. Cioè sono stati un paio molto più significativi. Gli errori li può commettere anche un arbitro che ha una maggiore esperienza, ma l'idea di dover mandare per Taranto-Catania o per Catania-Taranto un arbitro con un curriculum di esperienza così basso è evidenza di una scarsa attenzione che si ha nei confronti, probabilmente che dico, anche un mancato rispetto calcistico che si ha nei confronti di partite dove sono presenti, perché per Taranto i 6.000 spettatori ieri sono i 40.000 del Massimino, no, di questo parliamo. Una città che aspettava questa partita come se fosse insomma, la madre di tutte le partite. Angelo, però avevano, se tu ti metti dal loro punto di vista, hanno aspettato una vita. E a maggior ragione devi mandare uno dei primi 3 più bravi arbitri. Ciò non toglie. Sono d'accordo, però così come il designatore deve mandare il migliore o uno dei migliori arbitri a disposizione, Lucarelli, il Catania quando scende in campo, Lucarelli o non Lucarelli, deve fare attenzione e prestare la migliore, cioè offrire la migliore prestazione che può fare. E non è neanche Galipò di Firenze, il designato per mercoledì sera, uno degli arbitri dell'otto dei migliori, quindi anche mercoledì non mi sembra una scelta. Alessandro è uno che ha maggiore esperienza, senz'altro, ma non è il massimo, Angelo. Non è il massimo. Però è un arbitro che ha maggiore esperienza, è un arbitro che in un certo qual senso Angelo, però vedi, il concetto è questo. Quanti arbitri che vengono ad arbitrare a Catania hanno mai arbitrato nella loro carriera con 16.000 di media in Serie C e in questo caso saranno 20.000 gli spettatori? Cioè, il problema Catania, Angelo, non possiamo chiedere neppure un arbitro internazionale per una partita però Catania di ha dimostrato Serie C. Però perché i numeri a 20.000 ma sono questo in a volte qualche la partita di Europa League. Sì, ho capito. Allora dateci un arbitro internazionale. No, ma non è questo il concetto, però bisogna assolutamente che il designatore
si metta nelle condizioni e pensi, cioè, non è soltanto il Catania che va rispettato, è la città di Catania che va rispettata e la sua squadra di calcio. Ora lasciamo stare, non sono gli arbitri il problema del Catania No, di quest'anno, assolutamente. però possiamo rilevare che in più di una circostanza diciamo che le decisioni che sono state prese non sono state non a favore del Catania, ma in linea con il regolamento, che è un'altra cosa, perché il regolamento è il regolamento e va applicato, semplicemente questo. 2 errori nella partita di Però sabato. basta di parlare di arbitri perché sennò veramente 2 errori diventiamo madornali. ridicoli noi. Vabbè, 2 errori madornali però. Benissimo, Possiamo adesso dire. però Stop. siamo un po' più leggeri. Sì, alleggeriamo. Andiamo prima da Naomi per i messaggi e poi facciamo un po' di prime pagine con i cugini, così allentiamo un po' la tensione, Sì, perché noi ci avviciniamo alla partita, però la quella. sentiamo questa partita, anche i giocatori insomma in questo momento che sono in ritiro, quel di acitrezza. in quel di acitrezza. Allora, Il messaggio di Mirko, ti leggo. Ma quale Serie B? Svegliatevi, mercoledì andiamo allo stadio solo per la maglia. Chi ha parlato di Serie B stasera? Nessuno. Spoiler. Anzi, Esatto. non so dove era collegato Mirko. Vabbè, lui nel dubbio è partito in prima, come noi catanesi siamo soliti fare. Non è assolutamente il momento di fare disfattismo, cucchiare, cioè agire in funzione di cucca o gufo. Mercoledì ci giochiamo la stagione, tutti a sostegno Forza Catania. Buonasera, non ci sono parole quest'anno, a parte Castellini, mi sembra che gli altri sono venuti a svernare, cioè a trascorrere l'inverno qui a Catania. La società è giovane, ma speriamo che si faccia le ossa al più presto. Se fosse vero sarà un lungo inverno per tanti, perché hanno tutti contratti di 2 anni, 2 anni e mezzo, e quindi bell'inverno. Vabbè, comunque è inutile parlare, la verità è questa, che il Catania ci sta facendo uno scherzo per avere una promozione più entusiasmante. E questa è la chiave di lettura giusta per non cadere in depressione, fondamentalmente. Mercoledì il meteo non è favorevole, speriamo bene. Un saluto da parte dell'amico della Scala. Poi c'è chi dice il Catania si ama, non si discute. By Elio. Buonasera a tutti. Lucarelli mi deve spiegare il perché non ha messo in campo Zammarini, visto che è in Coppa è squalificato. Scienziato Lucarelli. Seba tifoso accanito del Catania, Forza Catania sempre. Buonasera, ricordo ai più che la società è nata meno di 2 anni fa. Chi si lamenta di Pelligra tenga ben in mente questo. In realtà nessuno si lamenta di Pelligra. Ross, ti vogliamo bene. Mi fate sapere se il Catania è interessato a Torre del Grifo ora che il bando è sceso economicamente? Gaetano, e vi lascio con questa tematica. Non a questo giro, sicuramente il Catania entrerà in gioco su ulteriori tornate d'asta con ribassi. Ma del ancora prezzo. siamo lontani però. Sì, però il Catania è interessato a Torre del Grifo. Lo saranno anche altri però. Se Torre... no, E chi può essere interessato a Torre del Grifo? Perdonami. Se il Catania... È una struttura con una destinazione specifica, non penso che possa... Destinazione specifica, destinazione d'uso. Però può credo cambiare. che passerà ancora un po' di tempo. Questa è la Assolutamente seconda sì. asta. Possiamo dare un Termine di range. presentazione dell'offerta è 10 aprile, quindi poi dopo ce ne saranno eventualmente L'anno altri. prossimo in questo periodo forse si arriverà alla Le offerte arriveranno per Torre del Grifo quando il prezzo oscillerà fra i 6, 5, 4 milioni di euro. A quel punto ci saranno le offerte. Prima di allora difficilmente troveremo offerenti per Torre del Grifo. Allora, abbiamo finito intanto con i messaggi? Come vostra comanda. Sì, ci Mi dica, fermiamo. Andiamo un momento dai cugini, così magari allentiamo un po' e sentiamo, però leggiamo le prime pagine, dai. Se la PGS Sale sei interessato ancora del Può essere, ho sentito pure io questa voce. Alleggeriamo con la sua mole, è un po' difficile, allentiamo un attimino la tensione. E tra l'altro se vogliamo rivedere il gol in fuorigioco per altre 15-16 volte magari. Sì, abbiamo capito. No, perché non era. Vabbè, comunque andiamo subito, come la regia mostra, al chianchiere dello sport. Che intitola Trasferta in alto mare. Rimini, ultima spiaggia. La squadra è già da tempo a mare e perde a Taranto con l'ormai classico 1-0. Classico, sempre quello. Interviste post gara. Lucarelli non analizza la gara coi pugliesi. Il mister è rimasto chiuso nello spogliatoio con i ragazzi per decidere assieme se dare la coppa al gol in presunto fuorigioco, Oppure? alle partite ogni 3 giorni, Oppure? al peso sulle spalle, Oppure? ai cambiamenti climatici, O forse? all'escalation da Lenzo in giro per il globo. Insomma, qualcosa poi l'avranno trovato, dai. Prima o poi perché scusa la trovo. Sì. L'allenatore del Taranto Capuano, vinto col minimo sforzo, sapevamo che per battere il Tenei bastava semplicemente passare in vantaggio. È così. Ormai è una tattica. Le Risaputo. ripartenze dal basso. Poiché la squadra incontra difficoltà nella riconquista delle seconde palle sui lanci lunghi, Vero. si è optato per avviare le azioni con le classiche ripartenze dal basso, da rimessa da fondo. Giusto.
La tattica funziona, la palla infatti viene riconquistata dagli avversari non subito dopo il rilancio del portiere, ma dopo il terzo o quarto passaggio ai difensori che ricominciano l'azione. Oh, quindi piano piano, glielo diamo ma piano, con calma. Ascolti in TV in calo durante le trasferte. Secondo i dati forniti da Sky, le visualizzazioni delle partite del Catania sono in netto calo durante le trasferte. Dopo il solito gol subito, il 68% dei telespettatori cambia canale considerando la partita già finita. È normale, c'è stato. Concluderei con prosegue il lavoro del mental coach. Grande. Dopo la trasferta di Taranto, il mental coach Vassalle ha sottoposto tutti i giocatori a dei test proiettivi per studiare la struttura, i meccanismi e le dinamiche di personalità di ogni individuo. I soggetti sono stati invitati a descrivere il contenuto di diverse immagini e a dare la domanda: cosa vedi in questa immagine? La risposta unanime è stata: vedo una sconfitta per 1-0. Sì, ormai è sempre quella. Passiamo al resto del librino con sede stavolta al Palazzo di Cemento. È tornata la società che intitola a carattere cubitali Buppi in Taranto. C'hanno un Buppi in Taranto. E ce l'hanno in Buppi in Taranto veramente. Il Catania perde ancora di nuovo per l'ennesima volta, irrimediabilmente 1-0. Al gol iniziale il Catania risponde con una reazione veemente fatta di passaggio a metro, lancia del Muzzum e la grinda di impaziente sotto anestesia. La stagione arriva ora a un bivio contro i Rimini. Prenderemo finalmente la via maestra o percorreremo ancora la traziera più scognite? Speriamo la prima. Diamo qualche intervista. L'intervista post gara. Nonostante non ci sono state Parla solo l'ex Cianci. Pietro Cianci. Ringrazio i miei ex compagni di squadra per il trattamento di tutto rispetto che mi hanno riservato. Non dovrò neanche lavare la maglietta perché ormai è talmente sdillabrata che la posso andare a buttare. Come siete in figura, esatto, questo è sempre un falletto. Decisione ufficiale della SNAI, ore ufficiale. Nella prossima trasferta degli Atenei non sarà più possibile scommettere sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Giustamente, perché ci vanno sotto. Esattamente. Oggi hanno potuto anche darla 1-0-5, ma sempre sì. Oggi in edicola con il resto del librino il regalo, il famosissimo zainetto tanto citato da Lucarelli. Comodo, ingombrante e leggero come un cippo. Vi farà pesare almeno 20 kg su vecchio. E tra l'altro se la regia può inquadrare, ce l'abbiamo qua presente. Eccolo qua, lo zainetto. Lo zainetto di Lucarelli. Quello più piccolino, Marco, se lo vuoi indossare. Ma questo è uno zainetto tattico però, È tattico perché è tattico, lo sappiamo. Questo è un po' Leggero e comodo. Leggero e comodo. Chiudiamo con la cosa del direttore Pittera come può tagliare un altro 1-0 del genere. Ora passerei a... Passiamo invece a Piglia Focus perché ci dà una chicca interessante. Una curiosità? Una curiosità. Che intitola oggi La leggenda di Chiricocio. Sì, tra il leggendario e lo scaramantico. Chiricocio è un termine tipico nell'ambiente calcistico argentino. Vero. E che viene usato come anatema per portare sfortuna agli avversari sin dal 1982. Pensa. Tra gli altri lo utilizzò il portiere Bonu in una partita di Champions contro Holland. Lo utilizzò che dir si voglia. Lo utilizzò Chiellini per l'ultimo rigore di Saka nella finale degli europei e l'ha utilizzato anche Lautaro Martinez in campionato contro il Verona. Tra i tifosi rossazzurri è nata l'idea di modificare il nome sulla maglia di Chiricò per mostrarla continuamente agli avversari o da urlare in caso di eventuali rigori per portare scarogna agli avversari. Quindi magari se durante un rigore, se ci dovessero essere rigori con Rimini, un Chiricocio così agli avversari, così random, noi facciamo un suggerimento alla società. Poi. Esatto, o ai giocatori che ci staranno sicuramente guardando. Sì, attenzione, Grella pronta ad affiancare Lucarelli una nuova ed utile figura professionale, il Mavar Coach. L'incarico sarà affidato al mago Giusa. Giustamente, ovvio, sempre lui. Per concludere, per superare il momento critico, ci si affida a tutti i riti scaramantici possibili. Verrà dunque riproposto da Patanei il leggendario giubbotto verde vomito contro i Rimini? Dopo glielo chiederemo. Porta pioggia, quindi si avvice. Porta pioggia. Chiudiamo con The Course in Independence. Visto che Pelligra arriverà mercoledì. Quindi interview at President of Catania Angelo Ross Pelligra, che dice: mercoledì sul mio stadio Pechino a qualificare. Ha pigliato Coppa e now voglio Coppa. Giusto. Non lo so, abbiamo quest'altra investigation. Indipendente sempre. Catania forward va. Ama Vincere. The Catania team of Mercoledì Day is obligated to transform 11 Aliens in 11 Lions. C'è l'ultimo scoop dal nostro reporter di San Leone che è importantissimo, che dice: Vincent Grella promitted: if we pass the turn, I offer carn of caval of everybody. With the stipend sgavited from Tabiani. Abbiamo una domanda. Una domanda per Alessandro Pagliasindi. Mario Finocchiaro ci scrive:
Ritiro ad Acitrezza perché ci si renda conto che quest'anno siamo a mari o perché il gioco espresso è bello quando l'ultimo scoglio raccizza? Nessuna delle due, penso solo un rito scaramantico, perché insomma c'è stato un periodo del Catania in Serie A. Noi facciamo gli odio, in cui Niente odio. No. Dai, Benissimo. comunque Ragazzi, siamo fiduciosi. torniamo da voi mercoledì. poi per le contropagelle, adesso ci fermiamo. Mettiamo Abbiamo- insieme un po' di messaggi, poi ripartiamo dai messaggi Abbiamo tante con Naomi grafiche da far e vedere. un po' di grafiche da vedere. A fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo in studio, ripartiamo dai messaggi con Naomi. Sì, scrivono, ma non cercate alibi. Fuori o gioco no? Una squadra che ha carattere ne fa 3 subito dopo, come ha fatto il Rimini ad Ancona. Piero. Buonasera, se mercoledì non facciamo una bella figura e approdiamo in finale di Coppa e continuando a fare belle prestazioni, io strappo l'abbonamento e per me i giocatori possono andare a lavorare. Michele da Catania. La squadra dell'anno scorso aveva la mentalità vincente, è stato un errore smantellarla. Saluti da Rosario. Poi c'è Alessandro che scrive, buonasera, il mental coach ci vuole per tutti i tifosi, ci vuole per tutti perché siamo tutti un po' esauriti di questi tempi, effettivamente. Con questi giocatori, un allenatore normale, questo no, avrebbe vinto il campionato a occhi chiusi. Ma cos'è la normalità? Direbbe qualcuno. Secondo me Lucarelli sta facendo fare il precampionato al Catania, dato che in estate la squadra non l'ha fatto. Poi se arrivano i playoff, tanto di guadagnato. Buonasera, se non vinciamo mercoledì, Lucarelli rimane secondo voi? Padanè, il prossimo giubbotto verde prendilo senza maniche per le prestazioni del Catania che fanno cadere le braccia. Comunque forza Catania sempre, riuniamoci intorno alla squadra Piero Postino. Ciao Piero, portami il mio pacco che aspetto. Sì. Del fatto di aver smantellato la squadra dell'anno scorso aveva una mentalità vincente. Io credo che non sia un errore in sé, l'errore è di non aver creato una squadra con la stessa mentalità vincente in Serie C, dove ci sono altre specificità. Con tutto il rispetto, quella squadra che ha dominato il campionato di Serie D non credo che insomma, nella proiezione potesse avere anche le prerogative per essere dominante in Serie C. Mi chiedo cosa Sinceramente, avremmo sincera è detto la mia opinione. se avessero lasciato la stessa squadra, probabilmente con lo stesso allenatore, e oggi ovviamente ci trovavamo in questa situazione. Però nel calcio di Serie A non funziona. E allora? Si possono creare squadre con una mentalità vincente ogni anno, l'importante è sapere scegliere, saper insomma, creare i presupposti che questa squadra abbia un'alchimia vincente e lo esprima ogni partita. Io sono molto curioso nel pensare cosa dirà domani Grella, perché un'altra delle considerazioni che spesse volte abbiamo fatto, ma proprio per comprendere, proprio per trovare un legame anche sotto un profilo di intesa, cioè intendere nel senso che capire quello che sta accadendo, sentirlo dalla voce di chi ovviamente quotidianamente vive la realtà dall'interno dello spogliatoio. Tante volte abbiamo sollecitato un'apertura da parte di Grella, che ovviamente ha sempre risposto, o quasi, dice, io devo lavorare, non sono la persona maggiormente deputata in questo momento per rispondere ai giornalisti. Però domani arriva la conferenza di Grella. Ora, domani sono particolarmente curioso di comprendere quale sarà il messaggio? Il messaggio che partirà da una conferenza stampa. Allora, Lucarelli non può parlare perché è squalificato. E che questo Non può parlare né nel pre né nel post partita. Quindi sappiamo in partenza che non ci sarà Lucarelli né prima né dopo, qualunque cosa accada. E questo nasce dal Un dato regolamento. di fatto. E nasce dal regolamento. Probabilmente dovremmo capire come si approccerà Grella a questa vigilia di 90 minuti che rappresentano, io lo chiedo così con sincerità, ad un uomo di campo, rappresentano un bivio dentro o fuori per quasi tutti, cioè dalla vittoria una partita del genere può ricominciare un percorso, seppur con tutte le riserve che possiamo ritenere sussistenti e non risolte, ma possiamo continuare quantomeno a sperare nell'immediato, e una non qualificazione comporta un approccio assolutamente diverso a quello che
non soltanto il passato, Grella ha ammesso correttamente di aver avuto probabilmente degli errori, aver commesso degli errori di valutazione, di aver provato a rimediare, perché è di tutta evidenza che ha provato insieme al presidente del Catania di rimediare con investimenti faraonici per la categoria, ovunque andiamo in trasferta, Angelo, Sì. Alessandro, Carlo, ci accorgiamo che tutte le squadre ci accolgono dicendo siete i faraoni del mercato di gennaio, quindi cosa dobbiamo rimproverare? Ma a quel punto il ragionamento andrebbe fatto sotto un profilo strutturale. Cosa direbbe Grella, cosa dirà Grella se immagini qualcosa, e soprattutto cosa potrà accadere se domani calcistico, cioè mercoledì, non si passa il turno. Sinceramente devo Carlo, dirti che nei due momenti peggiori del Catania, nei momenti più bassi, la squadra ha reagito contro il Pescara in una partita dove tutti dicevano che si è parlato di pallottoliere, il Pescara era in un grandissimo momento di forma, il Catania ha sciorinato una prestazione eccezionale giocando col 4-2-3-1, tra l'altro giocando con un giocatore sottopunta che era Rocca, che non è proprio un sottopunta ma che ha lo strappo, e aveva lo strappo perché il Catania ha deciso di cederlo, aveva delle giocate proprio con degli inserimenti in verticale che hanno fatto male, nonostante non sia andato in gol più volte ha sfiorato il gol. E poi nella partita con la Juve Stabia, contro la Juve Stabia si è trovata la quadra perché c'erano tanti assenti dal punto di vista della febbre, c'erano tanti giocatori che non erano in condizione di giocare, così come Di Carmine, però si è trovata la quadra, si è trovata una squadra specifica per ogni ruolo. Il centravanti in quella partita è stato Costantino e ha fatto la guerra con tutti, ha fatto una gran partita contro la Juve Stabia. Il sottopunta era un giocatore specifico, Peralta è stata l'unica partita che il Catania nel 4-2-3-1 ha giocato con un sottopunta specifico. I due centrocampisti centrali li conosciamo e ai lati c'erano due giocatori che per la categoria fanno la differenza, Chirico e Cicerelli. Io dico che se il Catania ha riavuto le stesse energie psicofisiche, le RIA contro il Rimini, se indovina la formazione giusta Lucarelli, non ci vuole molto per indovinarla, non ci vuole molto per indovinarla, ma non credo sia autolesionista da andare a sbagliare formazione. So che tu sei un allenatore, il Catania ha tutte le carte in regola per fare la serata importante e per rilanciarsi. Alessandro, io ritengo che sono entrati tutti in condizione. È entrato in condizione Welbeck, è entrato in condizione Teio, è entrato in condizione Peralta. Dobbiamo aspettare solo Di Carmine, sperando che questo mini preparazione lo abbia portato alla condizione migliore. Tra il Catania e il Rimini c'è una differenza, anche se il Rimini in questo momento è nel miglior momento di forma. Il Catania lo ritengo sempre superiore e in un momento dove ci saranno 20.000 persone spingeranno dei giocatori che sono abituati. Di Carmine è abituato, Sturaro è abituato, Teio è abituato, Peralta è abituato. Devono tirare fuori gli attributi e andare a vincere questa partita che può cambiare la stagione. 4-2-3-1, prendi la formazione di Catania Juve Stabia e metti Sturaro e Di Carmine. Cambia chi vuole lui. A quel punto abbiamo fatto la formazione? Assolutamente sì. Per me è questa. Alessandro, invece vengo da te. Iniziamo a guardare qualcosina in chiave grafica. Se la regia ci mostra quella relativa alle trasferte del Catania nel 2024, un incubo, allora. Ci possiamo fare l'idea sul motivo per cui oggi facciamo dei ragionamenti votati all'estremo pessimismo. Guardate questi risultati, cioè veramente Horror. trasferte da incubo. Da incubo. Iniziamo con il risultato di Crotone-Catania finita per 3-0, poi la sconfitta contro il Rimini, in casa Rimini 1-0, Foggia-Catania 1-1, Picerno-Catania 1-0, 1-0 anche Latina-Catania, 1-0 anche Taranto-Catania. C'è da dire qualcosa? No. Ok. Beh, abbiamo visto la Ci grafica. vediamo le pagelle così scegliamo il così dente. chiudiamo Taranto e pensiamo ad altro. Beh, iniziamo con il voto affibbiato al migliore, che è stato proprio Nana Welbeck. Vagliasindi scrive: ammirevole per l'orgoglio ed il senso di appartenenza che trasmette. Corre, sgomita, ci mette la gamba, ma appena alza la testa per verticalizzare davanti a sé non vede i giusti movimenti offensivi. Quando decide di mettersi in proprio, come al minuto 66, sfodera un destro liftato dalla media distanza che mette in apprensione
Simone Vannucchi. Unico tiro in porta del Catania. Questo è il dato disarmante. Questo è il dato che non assomiglia alle squadre che io mi ricordo di Cristiano Lucarelli. Questo è il dato che racconta anche al momento una campagna di rafforzamento peggiore dei giocatori che avevamo in precedenza. Nell'ottica di arrivi come Cianci, che non ha dimostrato niente, di Costantino, che non ha dimostrato niente in termini realizzativi. Carlo, d'accordo. In termini realizzativi. Io da un attaccante Abbiamo voglio preso Ternacchia, Sarao e Dubiscas. io voglio non da un abbiamo visto attaccante questo. che segni. Poi, se voglio uno che si sacrifica, metto in campo Gagliano, metto Vagliasindi. Io non sono votato al sacrificio, ma mi ci metto anch'io. Però uno che segna voglio. La deve buttare dentro. Se voglio Contro le Jugoslavi ha fatto una grande partita. e non mi basta. No, quella non mi la ritengo basta. positiva. Ma anche il cambio Celli-Mazzotta ad oggi non paga. Ad oggi Esatto. sicuramente, Il cambio Celli-Mazzotta assolutamente. è un Mazzotta cambio. non aveva fatto disastri, sicuramente non era il Mazzotta che ricordavamo noi. Però, Giochiamo ancora col terzo portiere. cioè li deve fare di più in termini di Giochiamo spinta. ancora col terzo portiere e abbiamo degli uomini che ancora non hanno giocato arrivati a gennaio in ruoli specifici, se non per manciate di minuti, e questo non è plausibile. Vorrei capire le proseguiamo con caratteristiche le di pagelle. Indoi Sì, è un in questo sottopunto. proposito. È un sottopunto. Adesso vediamo le pagelle, così poi vediamo le contropagelle e chiudiamo il capitolo Taranto. Scusami, ho sbagliato un verbo, non plausibile, non è comprensibile, perché magari ci saranno dei perché. Semplicemente la correzione del verbo bastava. No, ci sono saranno le dei 21:44. Il campetto. Asterisco. Beh, tornando al campetto, le scelte del tecnico Lucarelli hanno fatto guadagnare un 5 per Albertoni, voto 6 a Castellini, 6 Monaco, 6 Quaini, 5 Celli, 4,5, 6 a Buà, 6,5 per Welbeck, 5 a Sturaro, mentre 5,5 ad Averi, 5,5 anche per Chiricò, Teio e Cicerelli, mentre a Cianci voto 5. Ma abbiamo pareggiato la partita o l'abbiamo persa per 1-0? Volevi voti più bassi? Assolutamente sì. Quindi Mamma mia! Anche il valore mia. dell'avversario. Valore. Terza in classifica. Vabbè, Non che è par- l'ultima. Ma che partita? Guarda, abbiamo sempre detto, Alessandro, Senz'altro. che noi dobbiamo guardare le partite ai 90 minuti. Ma il Taranto oggi ha una struttura squadra- di è una squadra squadra che il diversa. Catania non ha. Io dico che tutto Non è questo... in latina, non è... È una squadra che non gioca a calcio il Taranto, è una squadra che punta al sodo, che ma lo sa punta alla fare. battaglia Lo sa e fare. poi ha degli uomini decisivi lì davanti Gli che mancava Canuteri, sanno fare le quindi, partite, sanno fare gol. Quindi per me Tu volevi voti tutti più Assolutamente bassi. sì. Ok, e io non te li do. direi un mezzo punto più basso a tutti, così mettiamo d'accordo Patanè e Vagliasindi. Adesso, Naomi, Che c'è? vediamo subito Le le contropagelle. contropagelle. Andiamo a vedere subito immediatamente le Poi contropagelle. tutto su Rimini. Poi tutto su Rimini. L'analisi Contropagelle tattica dalla di regia, Carlo. ma andiamo subito. Vediamole. Tu sei la gioia della sagittà. Castellini 6. Saccio che ad occhio nero là vi picchi dell'era come con Catania in pugno da occhio. Scelli 5. Saccio che Tim Button si leva partita e dopo la sposa cadavere vuole fare un sequel. Udizzino cadavere. Sturaro 5. Saccio che talmente in forma che ieri una picchereddo aiutava a questa lasciata. Cicerelli 5,5. Saccio che gioca talmente lontano dalla porta che dopo i primi due giocatori che si fanno salutare ci nessuno altri due che fanno salutare a Idun dall'aria a forza di pirati. Chirigost 5. Saccio che nei Ghostbuster minaccia glaciale vince io rovino per fare Slimer. Cianci 5,5. Saccio di monaci buddisti che picchiessi isolati dal resto del mondo vogliono giocare in attacco contro Catania. Lucarelli 5. Saccio solo che quando pigliamo un gol la probabilità di pareggiare è più bascia di incontrare una persona intellettualmente stimolante da un convegno di terrapiattisti. Allora, abbiamo rivisto le pagelle.
Sono un po' più in linea queste pagelle. Queste sì, anche Guarda che sono proprio bravi questi ragazzi, perché anche nei momenti in cui magari Fanno ridere. ci fanno per un attimo sorridere, lo fanno con intelligenza parlando di calcio, perché una delle regole che diceva sempre Un'ironia Micale sottile. è che non bisogna mischiare mai la comicità col calcio, che è una cosa assolutamente seria. Siccome loro sono bravi a capirne anche di calcio, e allora ci fa piacere che ci fanno sorridere dicendo delle grandi verità che a volte noi non riusciamo a cogliere. Allora, Prima noi di cogliamo- addentrarci sul No, Taranto prima di e andare sul dobbiamo fare la Rimini, pubblicità. scusa, ok. Dobbiamo fare la pubblicità, ci vediamo fra pochissimo, restate con noi, poi siamo nell'ultimo segmento di trasmissione. Tutto su Rimini. Tutto su Rimini. Allora, 10 minuti ancora, Alessandro, adesso cominciamo ad addentrarci in difficoltà la partita con il Ora Rimini. qui ci spiegherà meglio Carlo. Intanto volevo rispondere a una domanda che aveva fatto prima un telespettatore sull'eventualità che la finale sia con la Lucchese, cioè in caso di Lucchese Catania cosa succede nella proiezione del posizionamento in classifica. Il Catania deve vincere la Coppa Italia a quel punto. Devi vincerla. Non basta arrivare in finale, ma deve vincere la Coppa Italia per usufruire di ciò di cui parlavamo prima. Adesso su Rimini vediamo subito due contributi grafici. Ecco il primo, vai Naomi. Più recente del Rimini in campionato. I risultati sono di Rimini Cesena 0-2, Recanatese Rimini finito 1-4, Rimini Pontedera 3-1, ancora Ancona Rimini 1-3. E poi lì abbiamo a sinistra il rendimento fuori casa del Rimini in campionato, quindi se la possiamo rivedere al volo, eccolo qui. Con 14 partite giocate, 3 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 13 gol effettuati, 19 i gol subiti. E adesso vediamo il Rimini in Coppa Italia, la grafica successiva. Quindi i migliori marcatori stagionali con campionato e Coppa: Morra con 16 gol, La Mesta 7 gol, Ubaldi 4 gol. Il rendimento in Coppa Italia: Rimini Gubbio 1-0 col gol di Morra, Rimini Perugia 1-0, Cesena Rimini 0-2, Vicenza Rimini 4-5, Rimini Catania 1-0. Quello che fa impressione innanzitutto è che loro hanno un attaccante che va in doppia Morra, cifra, gollifero, esatto, che all'andata non c'era, che all'andata ricordiamo. non c'era, e comunque hanno Giocò Cernigoi all'andata, al centro dell'attacco. E di quelle 3 vittorie fuori casa, le ultime 2 sono state nelle ultime 2 giornate. Il Rimini arriva in pompa magna in questa sfida. Posso farti subito una domanda, Carlo? Sì. Terreno pesante in una partita del genere, perché sarà pesante, ma è un vantaggio per chi? Ma Se è un di solito è un vantaggio. vantaggio per la squadra che si difende, ma secondo me verranno tutte queste cose saranno sopraffatte da chi ha veramente più voglia di passare il turno. E il Rimini arriva in una condizione psicofisica sicuramente migliore del Catania, ma potrebbe anche essere un pochino presuntuoso ed appagato, perché ha una mentalità totalmente diversa da una squadra come quella del Taranto. Il Rimini se la viene a giocare, anche all'andata ha fatto così, si è giocato la partita lasciando fuori gli uomini più forti, ha lasciato fuori Morra, ha lasciato fuori tanti giocatori importanti, ha lasciato fuori il primo portiere che veramente sta facendo benissimo, Colombi, quest'anno nelle ultime partite è stato determinante. Ma non giocherà lui probabilmente perché in Coppa ha giocato sempre Colombo, quasi omonimo, più Esatto, giovane, esatto. Che ha quindi giocato la questa è una partita partita, andata. sì, ma ha giocato tutte le che è partite di Coppa Italia finora. in grandissima condizione, nelle ultime partite ha fatto veramente benissimo. Ma tutta la squadra ha alzato i giri del motore, gioca con un'intensità e ormai quasi a memoria, è una squadra che ha una fortissima identità, 4-3 sempre, e ha aggiunto alla squadra che ha giocato contro il Catania 2 giocatori formidabili. Uno è Sala, giocatore di provata esperienza, e l'altro è un giovane del 2001, Garretto, un giocatore straordinario, ha avuto un impatto fantastico con la realtà Rimini, ha fatto 2 gol nelle ultime 3 partite con inserimenti continui, è una mezzala destra che si butta sempre dentro con grandissima fisicità, riesce a saltare bene di testa, calcia benissimo col destro, giocatore devastante che ha tolto il posto a un giocatore fortissimo che era Del Carro, giocatore di grandissimo spessore, sta giocando sempre Garretto. Posso dirti che mi sembra la scheda, mi pare un po' la scheda che ha fatto la Juve Stabia,
ti assomiglia un po'. Eh sì, si l'idea. assomiglia perché hanno un'identità simile, una squadra molto giovane. E cosa hai detto prima di Juve Stabia, di Catania Juve Stabia? Il Catania trovava l'avversario migliore per reagire e per ritrovarsi. E lo pensi anche così ora, è stato. Carlo? Lo penso anche ora, nella misura in cui non avrà delle scelte forzate Lucarelli, dovrà scegliere lui, e ritengo che l'allenatore della sua esperienza debba scegliere in maniera specifica giocatore per ogni ruolo. Se decide di giocare al 4-2-3-1 deve giocare con i giocatori specifici senza andare a inventarsi nient'alro. Carlo, c'è una domanda, un telespettatore dice: come si fa a preparare una partita? La rubo a nome, perché non so se riusciremo poi in anteprima a leggerla successivamente. Se il Signore vuole. Esattamente, lo dico, come si fa a preparare una partita così delicata da dentro a fuori in così pochi giorni? Perché tu vieni da una sconfitta brutta, pesante, quella, non tanto nel risultato ma per come è venuta, di Taranto, e poi c'è la partita che potrebbe cambiarti la stagione. Manchi dalla vittoria con la capolista, però. Sì, però quella tutta però non ti ha aiutato a Taranto. Adesso questa sconfitta perché ti dovrebbe aiutare contro il Rimini? Già il fatto che la squadra è in ritiro la dice lunga sulla volontà di tutti di andare a fare la partita della vita mercoledì, quindi c'è poco da andare a stimolare i ragazzi lo sanno l'importanza di questa partita, sanno che molti di loro si giocano il futuro a Catania, perché non è detto che hanno dei contratti. Che non è tanto così, con ma 2 non anni è e mezzo detto, di Angelo, contratto, con 2 anni e mezzo di contratto, se falliscono quest'anno, l'anno prossimo la società li possa cercare di piazzarli da altre parti, e non credo che questi ragazzi che hanno raggiunto una piazza così bella, così affascinante, così passionale come Catania vogliano andare via da Catania. Io non credo. Io credo che daranno il massimo per restare a Catania. Per restare a Catania devono passare il turno e devono fare un gran finale di campionato, su questo non ci sono dubbi. Se falliscono mercoledì la vedo veramente dura per il proseguo, ma sono convinto che tireranno fuori gli artigli e tireranno fuori la prestazione che devono fare. È un rischio, potrebbe essere partire troppo alla garibaldina ed esporsi alle ripartenze del Rimini. È una partita da gestire con grande intelligenza e lucidità. Io credo che meglio mantenere equilibrio, evitare questi rischi e magari passare nel secondo tempo piuttosto che subire un gol che sarebbe devastante a livello mentale. Io credo che lo staff di Lucarelli abbia studiato il Rimini, cioè non ci sono dubbi, e quindi sanno che il Rimini è una squadra che gioca con molta intensità, che sfrutta le sovrapposizioni. Domenica per esempio hanno ribaltato una partita, perdevano 1-0, l'hanno ribaltata, nel secondo tempo ha fatto 2 campi semplici, ha tolto i 2 esterni di difesa e ha messo 2 esterni, uno a destra e a sinistra, Lepri e Semeraro, che hanno fatto la differenza, hanno contribuito a sovrapporsi a Malagrita e la Mesta e creare quindi il 2 contro 1. Ho 2 domande a raffica per te, Carlo. Partita alle 90 minuti, finisce 1-0 per il Catania, tempi supplementari. Come li regge il Catania incerottato, il Catania in debito d'ossigeno? Il Catania non è più incerottato, Angelo. Ok, in debito d'ossigeno. Mancano 10 partite, è finito il rodaggio, sono entrati tutti in condizione, non c'è più rodaggio per il Catania. Il Catania ha la rosa per fare i 120 minuti tranquillamente. Finiscono i 120 minuti, risultato di 1-0 per il Catania. Ce lo auguriamo, ma quantomeno voglio dire. No, ci auguriamo di non arrivare ai 120 minuti. Almeno questo, ma diamo diciamo una fascia intermedia di ottimismo. Calci di rigore, il pallone medicinale più per i giocatori del Catania o più per quelli del Rimini? Io penso per quelli del Rimini. Davvero? Sì. Io penso più per quelli del Catania. Insomma, i punti di vista sono completamente diversi. Una curiosità, scusa Angelo, in caso di prospettiva di calci di rigore, quindi ultimissimi minuti dei supplementari, lo cambieresti Albertoni con Furlan, vista l'attitudine di Furlan a parare i rigori, oppure è una cosa troppo azzardata? Non conosco bene Furlan, no, non è una cosa azzardata, è successo anche in Champions, quindi potrebbe tranquillamente succedere mercoledì. Se Furlan è uno specialista, sì, ha un'attitudine su questo tipo di situazione. Non ci sarebbe nulla di scandaloso. La griglia dei rigoristi, parti con quello che li calcia meglio, parte Chiricò, Di Carmine o Di Carmine bisogna vedere Chiricò? se è in campo ancora Di Carmine. D'accordo. O se partirà dalla panchina per subentrare. Parte e quindi nei cambi
metti in considerazione che la partita possa finire. Mi piace fare calcio di rigore. scenografia. È finita, Patanè, la trasmissione è finita, manca un secondo. Mi piace sapere Ti piace. come un tecnico che io ammiro tanto come te, Grazie, che Angelo. ha Grazie. tanta esperienza. Nel anche Catania con ha i tanti ragazzi. giocatori che possono calciare i rigori, insomma, non Dobbiamo credo fare- ci sia In Sono 3 giorni problemi c'è in non questo il senso. della scelta. Ci dobbiamo Ok. fermare, ragazzi, dobbiamo leggere l'ultima raffica di messaggi e poi dobbiamo fermarci perché la Sul trasmissione... più bello, troppe ma ci domande, fermiamo sul più Riccardo. bello Ci questa sfumano. sera. Ma continuiamo, almeno per un'altra ora, invece Almeno no. per un'altra ora. Almeno. Comunque, ci sono i nostri amici a casa che cercano di esplicitare il motivo che si c'era dietro la scelta di sostenere il ritiro a Belpasso, ad Aci Trezza. Scrivono, il ritiro ad Aci Trezza è perché a Belpasso hanno mangiato funghi, adesso si passa al pesce. A pane e acqua, scrive Sergio. Ancora, Contabbiani, pali e traverse, con Lucarelli. Manco chisto. Forza Catania. Vero? Vero. Verissimo. Buonasera. A Gangi li dovevano portare il ritiro, alla Gaucci, non ad Aci Trezza. Televoto tra Patanè col giubbotto verde Teletubbies e Novi col vestito colore Olivetti di Sandaita. Chi vincerà? Lo scopriremo nella prossima puntata, scrive Nuccio. Buonasera, come giudicate il silenzio di Lucarelli? Dovrebbe fare promesse di dimissioni qualora toccando ferro dovesse andare male. Silenzio Lucarelli per la partita di mercoledì è dettato dalla squalifica, quindi non può rilasciare dichiarazione. Il silenzio post Taranto è invece dettato da Una crisi di nervosismo. Esattamente. Io sto cercando un messaggio positivo per finire la trasmissione, non lo trovo. Va bene. Ci sono tanti. Vabbè, scrivono Patanè, basta, un po' di ottimismo. E questo lo estendo a tutti. Un po' di ottimismo, ce la possiamo fare. Alla prossima. Grazie Prego. Naomi, siamo davvero alla frutta, nel senso che siamo arrivati alla fine della trasmissione. Devo ringraziare i cugini intanto, buonasera. Ciao ragazzi, e ottimismo. Grazie. Ottimismo, grazie. Grazie a Carlo Breve. Grazie a te Noi Angelo ci e rivediamo buona serata a mercoledì, tutti. non dimenticarlo. Senz'altro. Tanto sei allo stadio con Patanè, quindi siamo a posto. Noi mercoledì ci prepariamo anche prima, se vuoi. Anche prima, noi siamo Beh, qui, non ti preoccupare, ok. ci siamo. No, ok. Alessandro. Noi ci vediamo giovedì sera, io sarò allo ma anche stadio con Patanè ovviamente ci mercoledì. vediamo. Che ci vediamo. Giovedì non la salta, assolutamente. Grazie Giovedì per essere c'è stati- corner, ricordiamo. Giovedì c'è corner, certo, mercoledì c'è diretta stadio a partire dalle 20, questo è un dato di fatto e poi venerdì, lo ricordiamo, c'è il preview con Marco Cali perché poi c'è la partita con Monterosi, non infatti. dimentichiamoci. Buonanotte a tutti, grazie per essere